È stato molto importante questo tavolo oggi, questa possibilità di avere con noi l'onorevole De Castro, che ringraziamo davvero molto per essere stato a disposizione per presentare tutto il nuovo regolamento che va a favore dei consorzi, un maggior potenziamento della propria politica, un maggior potenziamento delle politiche di sostenibilità ambientale e un maggior controllo a livello web di tutte quelle che saranno le imitazioni. Quindi credo che questo nuovo regolamento rafforzi tutta la politica del Consorzio, in particolare il fatto che diciamo così, la prima presentazione di questo regolamento sia stata fatta proprio qui nel cuore del Conegliano Valdobbiadene ha un significato davvero importante, perché il Conegliano Valdobbiadene sta lavorando tantissimo per diciamo, intensificare le tematiche di tutela, per lavorare sulla sostenibilità e sull'equilibrio con l'ambiente, e questo significa che per noi è davvero uno stimolo ad andare avanti su questa strada e a procedere verso nuovi obiettivi. È un regolamento molto importante, ci abbiamo messo più di 2 anni, ma finalmente è andato in porto. Abbiamo il testo unico della qualità europea sia per il settore vitivinicolo sia per il settore alimentare, quindi più ruolo ai consorzi, più semplificazione e più tutele, finalmente mai più un caso Prosek, che è un caso aceto balsamico sloveno o cipriota. L'Italian Sounding a livello europeo con questo regolamento è stato definitivamente eliminato, quindi oggi abbiamo una forza in più, soprattutto per tutti quei consorzi che hanno deciso di investire sulla qualità, di fare legame al territorio, storia, origine e tradizione, l'elemento distintivo sul mercato. Quindi una buona notizia per il sistema Italia, ma per tutto il livello di indicazioni geografiche europee. Non solo brutte notizie dall'Europa, possiamo dire che in questo caso finalmente abbiamo una buona notizia da comunicare ai nostri agricoltori.